La bellezza può diventare una trappola? I boschi slanciati verso l'alto, le valli placide, il percorso consolidato di un fiume verso il mare, un paesaggio visto 1000 volte e ammirato giorno per giorno dalla finestra. Può tutto questo divenire un incubo? La risposta, purtroppo, è sì. Alla fine di ottobre 2018, il Veneto lo ha imparato nuovamente, rievocando l'impatto dell'eccezionale alluvione del 1966. Il 24 ottobre il cielo si tinge di rosso. Allarme nell'Agordino. La valle di San Lucano brucia. E il vento alimenta il fuoco. Emergenza incendio in Agordino, tutte le squadre sul posto. Per i giorni successivi è prevista una perturbazione di elevata intensità. Arriverà puntuale e violenta. Acqua e vento sferzano l'Italia, ma soprattutto il nord-est, con effetti particolarmente visibili nelle aree montane. Effetti che con le portate idriche scivolano rapidamente verso la pianura e il mare. I veneti imparano un nome che non dimenticheranno più: Vaia. Si avvisa la popolazione di non uscire di casa nelle prossime ore, salvo necessità urgenti e inderogabili. Vento e pioggia ai massimi livelli. Grazie per la collaborazione. Ripeto, non uscire, non mettetevi in strada. Da Feltre una pessima notizia: state in casa. Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica numero 65, emesso lunedì 29 ottobre 2018, ore 14. Il bilancio finale è drammatico. 3 vittime, 1 migliaio di edifici coinvolti, centinaia di chilometri di strade danneggiate, alcuni ponti distrutti. Intere aree rimangono isolate logisticamente e tecnologicamente. Saltano le vie di comunicazione, le linee telefoniche. In alcuni casi, come a Rocca Pietore, anche l'approvvigionamento idrico. Migliaia di utenze rimangono al buio. Per giorni e giorni, i gruppi elettrogeni accompagneranno la vita degli abitanti delle valli più colpite. Veneto in ginocchio, anche perché la parte alta, quella più preziosa, no? Che è quella del patrimonio dell'umanità delle Dolomiti, è letteralmente in ginocchio, è devastata da questa ondata di maltempo che mai abbiamo visto nella storia del Veneto. Dopodiché abbiamo il grande problema di recuperare tratti di viabilità, di mettere in sicurezza alcuni torrenti e ovviamente di recuperare quello che è la fabbrica del territorio, che sono i boschi. 100.000 ettari più o meno di boschi che se ne sono andati vanno ripuliti e ripiantumati. Quindi bisogna partire e fare in modo che i problemi diventino delle risorse. La conta dei danni ufficiale è di 1.769 milioni di euro. Alcune ferite rimarranno più impresse di altre per l'impatto visivo. La devastazione dei serrai di Sottoguda, il lago di Alleghe completamente trasformato, le foreste dell'altopiano di Asiago azzerate in vari punti. Sono scenari apocalittici per quanto riguarda le valli devastate, le strade sfondate, i tralicci piegati in due come se fossero fuscelli. Abbiamo registrato venti fino a 180 km/h, quindi potete immaginare che devastazione. Rispetto ad altre emergenze del passato, però, sono molte meno le famiglie che devono affrontare un dolore improvviso. Merito innanzitutto di una oculata strategia regionale, con moltissimi interventi portati avanti in termini di prevenzione e previsione del rischio, attraverso appositi modelli previsionali matematici sviluppati assieme ad ARPAF e con diverse università,
che hanno fatto presagire il peggio, consentendo una gestione puntuale dell'emergenza, ma altresì grazie all'investimento di ingenti risorse in moltissime opere strutturali di prevenzione, tra cui bacini di laminazione e consolidamenti arginali, per i quali la Regione ha già impegnato quasi 1 miliardo di euro su un piano complessivo di oltre 3 miliardi. Piano Marshall, idee bene chiare, operatività ed essere subito lì sul posto. Qui non c'è solo il problema di recuperare quello che è stato danneggiato, ma anche quello di evitare lo spopolamento.